Costruire è sicuramente un evento importante per Longarone, ma soprattutto per l'economia bellunese, e lo dimostra il fatto che quest'anno c'è stata una partecipazione decisamente superiore rispetto agli altri anni. Questo è un segnale positivo, soprattutto di ripresa di un comparto come quello dell'edilizia, che è tra quelli che ha patito di più la crisi. Io mi auguro che da questa fiera soprattutto ci siano questi timidi segnali di ripresa che sono fondamentali per dare sviluppo, penso, all'economia bellunese, ma soprattutto di questo comparto. Quest'anno è un'edizione un po' particolare perché c'è sentore di ottimismo e di conseguenza gli espositori si sono dati un pochino più di coraggio e non solo abbiamo ampliato nuove aziende, ma soprattutto come abbiamo già visto dalle prime ore dell'apertura della fiera c'è anche un buon afflusso di visitatori perché qui hanno la possibilità di incontrare l'offerta per le proprie esigenze, che possono andare dalla costruzione ex novo di una casa oppure dalla ristrutturazione, con tutte le agevolazioni fiscali che la legge oggi come oggi permette e è a disposizione delle famiglie. È una collaborazione nata nel 2005, un po' così, parlando con il direttore, un po' per gioco diciamo, e poi dal gioco è diventata una storia che dura da 13 anni e che quest'anno diciamo raggiunge il suo apice come rappresentanza di artisti, come presenza di gallerie, anche come impostazione di fiera che è fatta in una chiave di presentazione di eventi, mostre anche a scopo così, diciamo puramente, non solo puramente, ma anche didattico per il pubblico, oltre che a quello commerciale. La nostra ditta si occupa di costruzione case chiavi in mano con la caratteristica della certezza del tempo e dei costi finali. Case con ottime prestazioni dal punto di vista energetico, quindi consumi bassissimi, stiamo parlando di case quasi NZ. Noi ci occupiamo di problematiche idrauliche che vanno dalla ricerca perdite sugli impianti idrici in pressione, però questo premio praticamente l'abbiamo vinto per quello che è l'innovazione di riparare le tubazioni di scarico, quindi tubazioni a gravità, con le tecnologie no-dig, in particolare i risanamenti con tessuti in fibra di vetro ed eventualmente liner. Noi ci occupiamo di riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni edilizie. Siamo una squadra di circa 60 professionisti che operiamo nel nord-est Italia e nell'ex Jugoslavia. Che cosa avete portato qui in fiera? Delle novità che riguardano il risparmio energetico, soprattutto generatori di calore e sistemi ibridi, quindi gas, energia elettrica e biomassa combinata e legna pellet. Quali lavori realizzate? Lavori in resina, pavimenti, pareti, lavandini, verniciatura di legni, muri, tutto cartongesso, e abbiamo un prodotto che si chiama la termoverniciatura che viene effettuata su cemento e ferro, che è in Italia è una novità, in America sono 10 anni che la fanno, è un prodotto molto innovativo per impermeabilizzare, creare delle piscine, delle vasche contenitive, è un prodotto alimentare per le celle frigorifere, è un ottimo prodotto insomma. È stato realizzato un video realizzato in collaborazione con i ragazzi delle varie classi della scuola, in cui si va a presentare tutte le attività formative che si realizzano durante l'orario scolastico, dalle operazioni in officina, le operazioni in cantiere, le operazioni in aula e tutto quello che si sussegue durante l'orario scolastico insomma. Noi
Noi siamo una rete di impresa dove rappresentiamo praticamente tutte le aziende artigiane che fanno parte e nella rete gli artigiani hanno la possibilità di esprimere quello che è il loro valore, la loro manualità, la loro genialità, e la rete sopperisce a quelle che sono le componenti che normalmente un artigiano fa fatica ad esprimere, come l'andare in cantiere a fare il preventivo, il riuscire un po' a esporsi nel mercato fondamentalmente. La mia ditta si occupa di edilizia in genere e poi abbiamo fatto tutto un reparto dedicato alle case in legno e non solo, anche altri tipi di murature in sostituzione al legno e alle murature tradizionali. Questo premio però ce l'hanno dato per le nostre pareti in legno, dove portiamo dei materiali che sono totalmente riciclabili, smontabili e riutilizzabili, e utilizziamo anche degli isolanti naturali come la lana di pecora in alcune fasi della sua costruzione. Quest'anno abbiamo puntato sulla sicurezza, un nodo molto importante in quanto nei nostri paesi purtroppo avvengono molti furti, e per questo abbiamo puntato una ferramenta nuova anti-effrazione e cerchiamo di puntare su questo perché vogliamo che le famiglie dormino sonni tranquilli.